Salve a tutti, facciamo ora un esercizio riguardante la legge di conservazione dell'energia meccanica. Quindi abbiamo un piano inclinato e dalla cima lasciamo scivolare un carrello lungo il piano inclinato, non gli diamo velocità iniziale, la velocità V0 è uguale a 0, lo lasciamo andare e questo arriverà in fondo al piano inclinato con una certa velocità. E l'altezza dalla quale l'abbiamo lasciato è h, che è qui uguale a 5 metri, e ci chiediamo quanto è la velocità che ha qui alla fine. Quindi il teorema, la legge di conservazione dell'energia meccanica ci dice che quando siamo qui nella situazione iniziale, la somma dell'energia cinetica e energia potenziale è uguale alla somma energia cinetica e energia potenziale qui quando siamo nella situazione finale. Energia cinetica iniziale più energia potenziale finale, energia cinetica iniziale più energia potenziale iniziale, energia cinetica finale più energia potenziale finale. Ok, quando risolvete questi esercizi di solito almeno una di queste quattro energie è uguale a 0 di solito, però in questo caso ce ne sono ben due che valgono 0. Quali? Qui se noi lasciamo andare il carrello con velocità V0 uguale a 0 significa che all'inizio non ha energia cinetica iniziale è 0. Quando siamo qui in fondo è arrivato all'altezza 0, quindi energia potenziale qua alla fine è 0. Quindi due di questi quattro termini sono 0. Boh. Quindi energia potenziale qui all'inizio è data da questa altezza h, quindi è mg h. Energia cinetica che ha qui, qua la velocità l'abbiamo chiamata v, allora è semplicemente un mezzo m v al quadrato. Ecco, adesso scriviamo senza questi zeri, scrivo qua, allora mg h è uguale un mezzo mv al quadrato. Adesso possiamo semplificare m, possiamo dividere con m entrambi i membri dell'equazione. A noi interessava la velocità v, qua abbiamo questo un mezzo e vogliamo eliminarlo, moltiplichiamo tutto con 2, perché un mezzo per 2 si eliminano. Qua a sinistra abbiamo 2gh, qua come ho detto un mezzo e 2 si eliminano, abbiamo v al quadrato, quindi v al quadrato è uguale a 2gh. E allora quanto è v? V è la radice quadrata di 2gh, perché se abbiamo questo al quadrato, per tornare indietro dobbiamo fare la radice quadrata. Ok, adesso mettiamo i valori. Radice quadrata di 2, allora adesso giro, arrotondiamo a 10 metri al secondo quadrato, per l'altezza h che era 5 metri. Allora sotto la radice abbiamo 2 per 10 per 5 fa 100, e l'unità di misura, questi metri vanno a moltiplicarsi con questi metri qua sopra, quindi abbiamo metri al quadrato su secondi al quadrato sotto la radice. Adesso qua ho messo valori apposta per calcolare semplicemente la radice quadrata di 100 è 10, e qui la radice di metri al quadrato su secondi al quadrato sono metri al secondo. È giusto, dobbiamo trovare una velocità, quindi essere espressa in metri al secondo. Ok, l'abbiamo risolto. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.